Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Siamo con Luca Stevanato di Merlara, dottorando in fisica nucleare all'Università di Padova, che però ha l'hobby della meteorologia. Luca, com'è nata questa passione? Questa passione è nata nel lontano anno 2000 perché io sono un grande appassionato di freddo e di neve e da allora sono appassionato del tempo di questa zona che ha dei microclimi molto particolari. Ci troviamo nella pianura veneta, quindi abbiamo le Alpi a 70 km a nord, abbiamo i Colli Ugani, abbiamo il mare molto vicino e questo insieme di fattori crea dei microclimi che sono veramente particolari. Si trovano delle differenze incredibili a pochissime chilometri di distanza. Siamo nelle campagne di Merlara, località Minotte. Stiamo andando a vedere un fenomeno molto particolare che da tanto tempo non si verificava nel nostro territorio. Qual è questo fenomeno? Allora, questo fenomeno si ha quando le acque del Frattagorzone raggiungono una certa soglia critica, una certa soglia di guardia, e quando accade questo il Genio Civile e i consorzi di bonifica decidono per sicurezza di fermare tutte le idrovore che pompano tutte le acque di scolo dalla campagna all'interno del Fratta per essere smaltite in mare. Il Frattagorzone raccoglie tutte le acque che cadono nel Veronese, Basso Padovano e soprattutto tutte le acque che cadono a sud del Frassine nel Basso Padovano. Ed ecco che a seguito di un anno eccezionalmente piovoso come è stato il 2010, tutta la pioggia che è caduta in questi 4 giorni antecedenti a Natale, sono caduti tra i 60 e gli 80 mm di pioggia, sono finiti tutti nei canali di scolo e quindi attraverso l'idrovore sono finite nella Fratta, che ha raggiunto i livelli record. Si parla di record superiori al 1966, l'anno della grande alluvione. Come potete vedere, questa è l'altezza dell'acqua che ha raggiunto nel giorno di Santo Stefano il fiume Fratta. Come potete vedere sono circa sui 40-50 cm prima dell'esondazione. Dalla sera di Natale le temperature hanno ricominciato a scendere, è rientrata aria fredda da nord-est e questo ha portato a un repentino abbassamento della temperatura. È ritornata la nebbia ovviamente vista la grande quantità di umidità che ci sono in queste zone e con essa il fenomeno della galaverna. Ieri la massima è rimasta inferiore agli 0 gradi su tutta il sud-ovest della pianura padana, abbiamo fatto una massima di circa meno 1 gradi, mentre stamattina la minima si è spinta fino a meno 4 gradi e quindi ecco qua il fenomeno della galaverna e questo immenso lago che comincia a ghiacciarsi nei punti più riparati. Praticamente siamo nel centro di questo immenso lago che si è creato in un paio di giorni. Siamo circa 1 chilometro dall'argine della Fratta e questo lago ha cominciato a formarsi la notte tra la vigilia e Santo Stefano, quando è stato dato l'ordine di chiudere le idrovore Vampadore e Cavariega. Quindi tutte le acque degli scoli, invece di essere pompate nella Fratta, sono state deviate e sono state fatte uscire per allagare questi campi. Quindi il lago si è formato molto velocemente e questo lago ha continuato a crescere lentamente fino a ieri mattina, ieri notte, quando alle 4 di mattina è stato dato l'ordine di riaccendere le pompe idrovore. In questo momento siamo infatti proprio sopra una chiusa, una paratia mobile che, come si può vedere, è stata aperta appunto per permettere il deflusso delle acque da questo grande lago, ripeto un'altra volta, controllato, che praticamente permette lo sverso delle acque. Adesso con la ripartenza di tutti gli impianti idrovori sono state aperte queste chiuse, queste paratie, si può vedere il grande deflusso di acqua che c'è di questi immensi laghi verso i canali di scolo, che questa volta non vengono più deviati nel piano campagna ma vengono pompati all'interno del fiume Fratta. Quindi praticamente il livello delle acque scende di circa 1 centimetro all'ora, vero? Le idrovore a Vampadore riescono a pompare sui 6 metri cubi di acqua al secondo e questo permette di riuscire ad abbassare il livello dell'acqua di questo lago di circa 1 centimetro all'ora. Questa è l'idrovora Vampadore, è l'idrovora principale di tutto il bacino idraulico del comprensorio Vampadore, ha una potenza superiore ai 20 metri cubi al secondo. Attualmente stiamo funzionando le acque basse dopo l'ordine del Genio Civile di riprendere i funzionamenti in conseguenza della diminuzione del livello del fiume Fratta. Questo lago artificiale che si è creato in questi giorni, più o meno che estensione ha? Beh, tutto questo bacino delle acque basse ha circa una dimensione di 4.000 ettari, il territorio comprensivo è di 12.000 ettari partendo da nord. Questa superficie delle acque basse normalmente è soggetta sempre a bonifica meccanica e purtroppo questo comprensorio viene danneggiato, allagato, in conseguenza, come dicevo prima, dell'ordine del Genio Civile di bloccare i funzionamenti. Riusciamo a guardare questo fenomeno meteorologico curiosissimo. Qui c'era il lago ghiacciato
e l'acqua sta andando via. Esattamente, l'acqua si sta ritirando lentamente, abbiamo detto di 1 centimetro all'ora si sta ritirando e il ghiaccio si sta adagiando sulla campagna sottostante creando questi bellissimi giochi di ghiaccio. È particolarissimo vedere questa situazione, vedere queste zolle di terra con questo ghiaccio. Con questa coperta di ghiaccio, esatto. Addirittura questa coperta di ghiaccio che quasi vuota per sotto, quasi a proteggere la terra sottostante. Camminando ai bordi di questo immenso lago artificiale abbiamo notato anche un'altra cosa. Una volta, quando si costruiva, si teneva molto più in considerazione rispetto a oggi dove andare ad edificare, dove si costruivano le strade, dove si costruivano le abitazioni. Non è un caso che noi vediamo appunto le strade, esatto, che comunque non sono andate sotto, come non vanno sotto le case. Esattamente, qua la gente era a conoscenza del fatto che questa è una zona depressa con possibili allagamenti quando ci sono piogge molto abbondanti e di conseguenza le strade sono state fatte rialzate rispetto al piano campagna e anche le stesse case, come possiamo vedere, sono state fatte rialzate anche loro, anche se di poco, ma di quel che basta rispetto al piano campagna. La strada non è andata sotto, il lago si è creato alla nostra destra, il lago si è creato alla nostra sinistra, l'abitazione, che è proprio in una situazione teoricamente infelice, in realtà non è andata sotto. Vediamo appunto che l'acqua l'ha circondata ma non l'ha raggiunta, mentre tutto il resto del territorio è comunque stato immerso dalle acque, e questo dovrebbe essere anche un motivo in più per noi quando edifichiamo, quando costruiamo, di ricordarci sempre che la terra non è nostra, ma noi siamo qui in prestito.